Al Monsignor Sanguinetti di Quarto, sotto la direzione di gara dell'arbitro Martina Violi, si affrontano per la 21esima giornata di campionato Priaruggia Gimora e Genoa Grifone. Padroni di casa a caccia della quarta vittoria consecutiva, ospiti in cerca di riscatto dopo l'1-2 subito nelle mura interne contro il Voltri 87. Al quarto minuto punizione per il Genoa con Arcidiacono che va direttamente in porta, ma Imperato mette in corner. Minuto 12 si sblocca la gara, punizione di Mitrusci, tocca Caroli, ma dopo l'ottima parata di Imperato il più veloce è Lupo che insacca per il gol del momentaneo 1-0, settimo centro stagionale per il numero 7 rossoblù. Al 28esimo il Priaruggia chiede un rigore per un presunto tocco di mano, il direttore fa proseguire, le nostre immagini confermano la correttezza della decisione presa. 40 sul cronometro e Finotti serve un cioccolatino per 0 che calcia 2 volte, la seconda è quella buona, segna la punta biancorossa e il risultato torna in parità, secondo gol consecutivo in casa per 0. L'ultima azione della prima metà di gara vede ancora il Priaruggia all'attacco con Luongo che non arriva per un soffio su questa lunghissima rimessa di Lambiase. Il secondo tempo si apre come si è chiuso il primo con Lambiase che pesca benissimo 0, miracolo di Campanella sulla respinta, arriva per primo Finotti ma ancora una volta Campanella dice di no. 2 minuti più tardi ancora Lambiase che questa volta prova la conclusione, palla che però non scende a sufficienza, uscendo di poco sopra la traversa. Al 17esimo Caporali serve un'ottima palla per il subentrato Righetti che pecca di altruismo cercando Lupo in mezzo all'area ma Croce sventa tutto mettendo in corner. 20esimo minuto e Lambiase di rimessa trova l'ottimo movimento di Zinnari che però non riesce a trovare la coordinazione. L'occasione più ghiotta però arriva 3 minuti più tardi quando il solito Lambiase trova Ombrina che spizza per Saccone, il suo colpo di testa si infrange sulla traversa tenendo il risultato sul 2-1. Ancora Priaruggia al 25esimo, Ombrina serve sulla corsa Finotti, la sua conclusione termina di un soffio a lato del palo. Lottano fino alla fine i padroni di casa e si vede quando al 94esimo direttamente da un lancio del portiere Zinnari si inventa questo gol di prima intenzione che sancisce il 2-1 finale. Torna al gol il classe 2000 dopo 6 giornate di astinenza e lo fa regalando i 3 punti al Pria che possono così continuare la propria corsa verso i playoff.